Buon pomeriggio amici videospettatori e ben trovati con le telecamere della Wii Sport, come sempre a offrirvi il meglio del calcio dilettantistico messinese. Quest'oggi ci troviamo al campo Luigi Averna di Riposto per seguire il match valevole per la 10ª giornata del campionato di prima categoria siciliana, Girone D. Si affrontano la Russo Sebastiano Calcio e l'Atletico Messina, padroni di casa che nell'ultimo turno non hanno giocato, il match è stato sospeso per maltempo e che si ritrovano quindi con più freschezza quest'oggi contro un Atletico Messina che invece viene dal pareggio casalingo contro il Val di Nisi per 1-1. 14 punti in classifica per i padroni di casa, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 2 vittorie, le ultime 2 uscite in casa, e quest'oggi vorranno ripetersi contro un Atletico Messina che invece si trova a 11 punti in classifica, 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Periodo cupo l'ultimo, quello per i ragazzi di Mister Caruso, che però quest'oggi hanno molta voglia di riscatto. E allora è quasi tutto pronto per cominciare, le due squadre qui si dispongono a centrocampo per i classici saluti di rito alle nostre telecamere e poi si potrà partire il completino blu, i padroni di casa del Russo Sebastiano Calcio, come sempre il completino bianco-blu, quelli dell'Atletico Messina che qui si stringono in cerchio prima di scendere in campo per l'inizio del match. Dirige l'incontro il signor Fusai e allora si parte e prova subito l'Atletico Messina dal fischio d'inizio a calciare verso la porta con il proprio numero 9 Calarco. Nessun problema però per Cisterna, dall'altro lato allora risponde subito la Russo Sebastiano Calcio. Qui però il grande intervento di Bonsignore a fermare Cartellone in rimessa laterale. Dalla stessa il pallone che viene appoggiato per Bonaccorso, che prova ad accentrarsi, ancora Bonaccorso col pallone sul destro che poi prova, palla che si spegne al lato della porta protetta dalla Fauci. Bel tentativo quello del numero 7 dei padroni di casa che adesso insistono. Qui il lancio, pallone che resta lì ancora per il destro di Cartellone, potenza giusta ma palla che si spegne ampiamente alta, ma sono ancora i padroni di casa ad attaccare. Qui bellissima la giocata del numero 10 che poi calcia, era stato Napoli che voleva trovare il gol di giornata, è stato sfortunato però il numero 10, l'Atletico Messina non sta a guardare, dall'altro lato prova a rispondere con Di Stefano che con questo tiro cross serve Calarco che a tu per tu con Cisterna non riesce a ribadire in rete questo pallone. Clamorosa occasione per l'Atletico Messina che adesso sembra essersi svegliata. Qui Costanzo galoppa sulla fascia destra, riesce la seconda volta a mettere il cross in mezzo, pallone che viene spozzato da Bonanno per Calarco che colpisce col sinistro, un miracolo di Cisterna, tiene i suoi ancora sul pari. Che parata del numero 1 dei padroni di casa sul sinistro al volo di Calarco, lo riapprezziamo. Bellissimo l'intervento dell'estremo difensore del Russo Sebastiano Calcio che ha letteralmente salvato i suoi. Grande occasione sciupata invece dall'Atletico, dall'altro lato ancora i padroni di casa che provano a farsi vedere in avanti. Ancora Napoli qui non riesce però a dare la giusta forza a questo pallone e la Fauci la può fare sua. Ancora però loro che ci provano qui dalla distanza, era stato ancora Cartellone. Il destro però telefonato, ancora nessun problema per l'estremo difensore dell'Atletico Messina che nel frattempo ci prova sul finale di primo tempo dall'altro lato con Gattei che però non riesce a calciare verso la porta e allora si andrà a rinvio e proprio dallo stesso con il duplice fischio il direttore di gara decide di porre fine alla prima frazione di gioco che si spegne con lo 0-0 nonostante le molteplici occasioni sia da un lato che dall'altro. Abbiamo visto inquadrato Mister Caruso che cercherà adesso di cambiare qualcosa. Abbiamo visto anche i primi riscaldamenti prima del ritorno in campo delle due squadre per la seconda frazione di gioco che parte in questo momento. Vedremo se una delle due squadre riuscirà a sbloccare il risultato. Ci prova subito l'Atletico Messina conquistando un calcio di punizione in avanti. Alla battuta ancora Capitan Bonanno che crosserà in mezzo. Pallone che finisce a Cucinotta che calcia col sinistro ma clamorosamente sciupa un'altra grandissima occasione per gli ospiti che ne hanno collezionate davvero tante ma non hanno saputo sfruttarle, come in questo caso con Cucinotta. Dall'altro lato attenzione, episodio chiave qui, viene allontanato un giocatore della Russo Sebastiano Calcio, è Suman che era entrato da pochi minuti in campo per un presunto brutto gesto e allora padroni di casa che dovranno concludere questa partita in 10 contro 11, nonostante ciò ci provano con coraggio. Qui era stato Belfiore, anche lui ne è entrato a provarci. Nel frattempo cambio tra le fila dell'Atletico Messina, esce Calarco ed entra Pagliaro, uscirà anche Capitan Bonanno per far spazio a Murdaca. Con il numero 16 Mister Caruso prova a mischiare le carte per provare a passare in vantaggio con la grande adesso occasione della superiorità numerica. Anche però la Russo Sebastiano Calcio non molla, che adesso ancora Atletico Messina, il pallone scodellato per Di Stefano che però era finito in posizione irregolare, dice il direttore di gara, non secondo Di Stefano però. Ancora Atletico Messina qui in avanti, il cross provato in mezzo, troppo sul portiere, nessun problema per Cisterna, non sta riuscendo a sfruttare per adesso l'Atletico Messina
questo vantaggio di uomini. Qui nel frattempo continuano a provarci, il pallone ancora indirizzato per Di Stefano, che però viene murato sul più bello da un grande intervento di Pappalardo, che quindi elimina pericoli. Dall'altro lato ancora loro, i padroni di casa, che nonostante appunto l'inferiorità continuano a provarci con molto coraggio. Qui il pallone era stato di Bonomo, ma nessun problema per la Fauci. Ma la più grande occasione, quella che arriva sul finale del match, è per l'Atletico Messina, proprio con Murdaga, l'ultimo entrato, che però non riesce a calciare verso la porta, perché c'è il grande protagonista di giornata, Cisterna, che ha chiuso la saracinesca e ha tenuto i suoi sullo 0-0. Pochi minuti più tardi infatti arriverà il triplice fischio del direttore di gara e quindi si conclude così con uno 0-0 questa 10ª giornata. Atletico Messina che ha più rimpianti per le tante occasioni sprecate durante la partita. Dalle telecamere della Wii Sport e da Andrea Stagni è tutto, alla prossima.